Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti, ore 14.01, sempre puntuali. Oggi giovedì, puntatona, davvero importante oggi. Siamo in diretta live da Fondazione Banca degli Occhi, ripartiamo dal dono, incontro con i protagonisti, con i testimonial del mondo della donazione. E oggi incontriamo e siamo davvero contenti di avere con noi il gruppo La Folgorante e due suoi componenti importanti e di peso. Abbiamo Gaetano e Davide in collegamento con noi. Ciao. Ciao. Ciao Gaetano, ciao Davide, benvenuti, ciao, come state? Bene, grazie. Bene. Grazie per aver sottolineato il fatto che siamo di peso. Importanti e di peso, ragazzi. Avete preso il caffè? Ok, adesso mi sentite? Ecco Davide, sì, ti sentiamo. Benissimo, Ciao, grazie per il di peso. Anche a benvenuti. Te, ragazzi, di peso. È un argomento sensibile. È un argomento sensibile, esatto. Infatti parleremo anche di corsa e di altro. E vorrei iniziare con voi chiedendovi questo. Allora, noi abbiamo un lungo rapporto con voi perché è iniziato dal 2014 e la vostra associazione, il vostro gruppo nasce da una grande storia di amicizia e direi da una grande storia d'amore. Ce la vuoi raccontare tu, Gaetano? Sì, diciamo che Folgorante è nata poco prima dell'inizio della nostra collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi, in realtà. Diciamo, nel 2014 è mancato Nicola, il nostro caro amico, malattia. Noi all'epoca non sapevamo che una persona che moriva di cancro potesse fare qualche forma di donazione. Lui era un donatore di organi, ha donato le cornee, e adesso non so bene come sia nato il contatto. Fatto sta che mi pare ci fosse uno dei vostri collaboratori che conosceva un amico comune, Francesco, e all'epoca noi insomma avevamo appena cominciato a correre per cercare inutilmente di contrastare gli effetti dell'età e della sedentarietà e del peso, come magari si vede poco dalle inquadrature, ma con scarsissimi risultati tra l'altro. E avevamo appena fatto in tre, Francesco, Silvio ed io avevamo appena fatto la maratona di Padova, perché sai, quando sei obeso cosa fai? Vai a fare la maratona, cioè è la prima cosa che uno viene in mente di fare, sotto l'acqua, cioè quelle cose là che uno potrebbe dire smetto, e invece noi abbiamo detto no, dai, quando è Venezia? E appunto tramite questo amico comune ha detto insomma, se correte sapete che a Venezia stanno iniziando col charity program, venite. E all'inizio eravamo solo 3, solo che poi Nicola era un ragazzo che insomma faceva molto, faceva anche molto per gli altri, insomma. Lui era elettricista, faceva il tecnico delle luci, da qui anche il nome Folgorante, no? Collegato all'elettricità. Lui diceva faceva un lavoro folgorante. E tutti gli amici di Nicola in qualche maniera, fatalità per una serie di congiunzioni astrali, molti musicisti, musicanti, avevamo deciso di fare una festa per ricordarlo, e da corsa, conoscenza della Fondazione Banca degli Occhi, festa, diciamo chi correva bene o male si è mescolata questa cosa, insomma, quindi tutti quelli che correvano si sono messi a cantare e suonare, quelli che suonavano si sono messi a correre, e così è nata inizialmente la Folgorante. Quindi siamo abbastanza scarsi sia a suonare che a correre, ma insomma Zambo è anche bravo a suonare, in compenso corre peggio di me. Ecco. Senti, nel 2014 quindi è nata un po' questa amicizia anche con Fondazione, è nata in particolare in un evento che anche noi come Fondazione appunto partecipiamo, ed è la Venice Marathon.
Voi avete iniziato sostenendo la Banca degli sento a Occhi, colpi. iscrivendovi alla Venice Marathon e al loro charity program e raccogliendo fondi per sostenere la Banca degli Occhi. Ecco, Davide, sono stati insomma 6 anni di collaborazione, però siete arrivati sempre primi nella raccolta fondi in questa gara di solidarietà, insomma, quindi avete unito sport e un impegno forte e concreto per la ricerca. Decisamente. Scusa che intanto è andata via la connessione, ho capito in parte, so di cosa stavi parlando. Mi senti adesso? Forte e chiaro. Ecco, no. Adesso basta. Raccontavo un po' la vostra esperienza con Fondazione Banca degli Occhi, 6 anni di collaborazione, partecipazione alla Venice Marathon, iscrizione al Charity Program, tramite la piattaforma Rete del Dono avete raccolto quasi 20.000 euro ed è stata una maratona sia fisica ma anche una maratona di solidarietà. Decisamente, siamo partiti, come diceva Gaetano, un po' per... Aia, non ti sentiamo. Adesso mi sentite? Sì, vai, Mi vai. sentite? Vai tranquillo. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, sì, da una piccola festa che doveva essere un ricordo di un amico da parte dei suoi amici, la cosa ci ha un po' preso la mano e ad avere numeri maggiori l'anno successivo siamo arrivati l'anno scorso a fare il record. Mi sa che il collegamento con Davide sia un po' compromesso. Gaetano, vuoi andare avanti tu? Sì, ho avuto anch'io qualche problema di connessione prima, non ti sentivo. Comunque, sì, come stava dicendo Davide, la festa di anno in anno è sempre andata sempre meglio. Veramente siamo stati anche molto fortunati perché tutto sommato anche negli anni in cui pioveva, smetteva sempre nel momento giusto, siamo sempre riusciti a portarla a casa con soddisfazione, ma direi che è partita fin dall'inizio al di sopra delle nostre aspettative. Ricordo il primo anno che avevamo pensato insomma che, non ricordo se fossero 100 o 200 panini fossero sufficienti, e a metà serata siamo andati a svegliare il macellaio che ci facesse hamburger perché c'era la fila di gente che aspettava e avevamo finito tutto quanto. Per cui, ma credo che su questo il ricordo di Nicola sia stato molto importante. Poi chiaramente quando un gruppo diventa anche molto numeroso, diventa i gradi di separazione, il cerchio di prossimità delle persone che si conoscono diventa anche molto grande. Siamo sempre riusciti a portare a casa delle belle serate e Certo. questo anche a dare anche un buon riscontro in termini di raccolta fondi, ecco, perché poi noi diciamo sempre le raccolte online sono affascinanti, però il panino insomma affascina, insomma. Certo, quindi voi con questa festa che si svolge in settembre raccogliete fondi per le cause che voi sposate, giusto? Sì. L'abbiamo sempre collegata principalmente comunque alla Fondazione Banca degli Occhi, anche per una certa vicinanza di data. È un po' il lancio dell'iniziativa di Venezia, perché poi insomma... Ecco, e Venezia come... E l'esperienza di Venezia com'è che la affrontate? Davide, mi senti adesso? No, ma noi non ti sentiamo. Gaetano, mentre l'esperienza di Venezia com'è che la affrontate? So che siete in tantissimi. 3 anni fa o 4 anni fa ho corso anch'io la 10 km con voi.
Però voi avete un gruppo che si divide tra i 42 e i 10, giusto? Sì, è un gruppo abbastanza anche fluido, nel senso che c'è qualcuno che un anno fa la 10, un anno fa la 42, sempre con la stessa preparazione anche tra l'altro, quindi riusciamo a soffrire allo stesso modo sia la 10 km che la 42. No, 42 la soffriamo di più, però è molto... negli anni siamo diventati anche tanti, è arrivato anche qualcuno di bravetto. L'anno scorso Marco mi pare sia arrivato addirittura nei primi 100, insomma, Venezia è Sessantesimo. Mi Ecco che sentite? sentiamo Davide. Sessantesimo. Ma l'esperienza Sessantesimo, della sì, maratona le esatto. lascerei raccontare a Davide, che secondo me incarna Davide, meglio lo raccontaci un po' spirito adesso folgorante a Venezia. che è ripristinato il collegamento con la vostra E esperienza speriamo che alla tenga Venice anche. Marathon. Beh, diciamo che sì, come giustamente diceva Gaetano, c'è gente che corre la 10 o la 42 sempre preparandosi come fosse la marcia della domenica. È una bella esperienza, è particolarmente difficile da organizzare, più che altro a livello di logistica, perché muovendo dalle 30 alle 40 persone ogni anno, l'anno scorso credo fossimo 46, una cosa del genere, cose abbastanza turche. E, diciamo è più difficile organizzarla a livello logistico che poi correrla, per quanto possa essere stancante fare 42 o anche 10 km, perché la prima volta che ho fatto i 10 km pensavo di ritirarmi all'inizio del Ponte della Libertà, che è praticamente alla partenza della 10 km. Ecco, poi vabbè, tentiamo di prepararci durante l'anno organizzando, almeno per Monticello Conte 8, Run NC8, che è un gruppo che si trova 2 o 3 volte alla settimana, si fa i suoi 7-8 km, anche 10, dipende dal periodo, però la cosa principale è il gossip, quindi più che corsa lì diciamo che si allena il chiacchiericcio. Ho capito. Il chiacchiericcio tra di Run NC8. E ascolta, in questo periodo di lockdown voi come l'avete vissuto? Anche proprio rispetto ai vostri incontri, ai vostri allenamenti, ai vostri ritrovi di gruppo? Monticello abbiamo fermato tutto dunque al 10 di marzo, una cosa del genere, adesso non mi ricordo la data precisa, però eravamo un po' lì, c'è stato quel periodo in cui non si capiva bene come ci si dovesse comportare, cosa succedesse. Esatto, poi quando abbiamo visto che la gente iniziava a guardarci male perché pensavano che fossimo gli untori di tutto, abbiamo deciso di fermarci, giustamente. Come runner, quindi, più come che altro. runner che correvate. Come runner, sì. E poi c'è stato ovviamente i cosiddetti folgoranti da divano, che sono quelli che non si muovono, perché esistono, abbiamo anche la categoria folgoranti da divano. Quelli si sono trovati benissimo perché prima stavano sul divano e durante il lockdown sono stati sul divano comunque, e anzi sono passati da essere esatto, della gente di poco conto, sono arrivati ad essere apprezzati per quello che facevano. E dopo c'era chi aveva la possibilità di usufruire dell'orto, infatti abbiamo lanciato l'Orto Challenge, di cui Gaetano è stato un fiero sostenitore, e il primo che ha fatto l'Orto Challenge, seguito da altre persone. Che sarebbe, c'è stato chi ha fatto correre intorno all'orto di casa. È praticamente questa nuova disciplina che è la Rooster Run,
che è dunque rooster è quello che gira nella ruota, come si chiama, Gaia? Il criceto. Il criceto che continua a girare in tondo, e quindi la Rooster Run o la Orto Challenge o la Rooster Challenge era continuare a girare intorno a casa principalmente. Io l'ho fatto non avendo l'orto, ho fatto il carraio di casa, 170 metri andata e ritorno per non so quante volte. Ci siamo arrangiati così, dopodiché quando ci sono state le prime aperture siamo partiti in solitaria, chi se la sentiva, dopodiché quando hanno aperto i parrucchieri e allora non si notava più la ricrescita da parte delle donne, ci siamo ritrovati tutti e adesso è da 2 settimane che siamo tornati a essere gruppo. Sì, beh, ci diamo dentro, sì, sempre nei soliti range e con i soliti canoni, però diciamo sì, siamo tornati a fare gruppo. Ascolta Gaetano, voi siete risultati sempre vincitori per quanto riguarda sempre tra i primi posti, se non il primo, sempre al podio, anche per quanto riguarda la raccolta fondi attraverso il Charity Program, e quest'anno siete andati anche a Milano a ritirare il Fundraising Award, quindi un premio per la raccolta fondi più importante e anche più originale. Ecco, secondo te da cosa nasce, cioè che ingredienti bisogna mettere per riuscire a ricevere il Fundraising Award, o comunque in generale per fare una raccolta fondi dove comunque le persone donano, ma donano convinte e con passione? Beh, gli ingredienti sono soprattutto quelli che vanno nel panino, come ti dicevo prima, nel senso che è la parte che secondo me raccoglie di più. Poi in realtà io non so perché l'anno scorso ci abbiano premiato, nel senso che è stata una cosa anche abbastanza inaspettata, ma personalmente io credo che c'è molta la diffusione della corsa negli ultimi anni, tra l'altro si è diffusa anche la corsa su lunga distanza, anche cose abbastanza impegnative. Credo che qualche volta uscire anche dallo schema della retorica che fa un po' ventennio, degli eroi, guarda cosa fate, l'impresa, tutte queste cose qua, è una cosa che personalmente non sentiamo, cioè non è proprio nostra. Ci piace di più buttarla in ridere, ci piace di più anche, sì, che rischia di farla sembrare più facile magari di quello che è, e questo fa danni, perché poi appunto ogni anno concorriamo per gli ultimi 10 alla lista di Venezia, ma io credo che appunto questa leggerezza in qualche maniera ci rappresenta di più, e può darsi che sia quella che piace anche, ecco. Ma non ho certezze, ecco, non ho fatto studi su questo, è semplicemente la cosa come la viviamo noi. Certo, no, se devo essere sincero, anche per me la vostra caratteristica fondamentale è molto anche l'ironia, insomma, quando pubblicate anche gli appelli, eccetera, c'è davvero c'è molta ironia, però la cosa ad esempio che mi colpisce sempre molto, anche quando partecipate alle Venice Marathon, e che mi piace molto, è che sia per quelli che corrono la 10, sia per quelli che corrono la 42, arrivano sempre le famiglie, e soprattutto una volta che uno arriva al traguardo, comunque vi aspettate tutti, cioè voi non andate via se non è arrivato l'ultimo dei vostri amici, lo accogliete e voi fate una grande festa. Cioè il valore del gruppo, il valore della squadra, seppur sicuramente con ironia, però insomma c'è molta amicizia, c'è molto amore in quello che fate. Sì. Poi basta lasciare le chiavi della macchina all'ultimo che arriva, di solito è vincente come strategia. Esatto. Lasciamo che lui guidi, che lui ci porti a Venezia, e quindi dopo siamo costretti a star lì ad aspettarlo. Che poi è Silvio, basta lasciarle a Silvio, lo sappiamo. Vai.
Basta lasciarle a Silvio, sì, esatto, che concorrerà per il Re Grasso al Carnevale di Rio 2021, se non lo sapete. Vabbè. Senti, e No, secondo voi è un adesso, aspetto. dimmi Davide. No, sottolineavo perché è un aspetto molto importante. Noi facciamo anche è una cosa che capita anche nelle gare qui di zona, quelle soprattutto dove c'è raccolta fondi per associazioni in generale. Non tagliamo neanche il traguardo in genere, ci aspettiamo 300 metri prima del traguardo e poi arriviamo tutti insieme. È una cosa molto bella perché vuol dire essere un gruppo unito che sicuramente non vinceremmo in ogni caso, a parte, vabbè, quelli che corrono seriamente, ma ne abbiamo, cos'è, un cinquantesimo, due anzi. Due su 50 possono ambire a posizioni di classifica elevate. È bello anche quello, è bello essere lì tutti insieme e aspettarsi arrivare. Ascolta, Sì. ma complessivamente l'associazione quanti membri Mm. raccoglie? 44 tesserati, più se contiamo figli, parenti, congiunti, nonni, volendo muove un centinaio di persone. Che sono tutti poi, che danno tutti il loro contributo alla festa di settembre, giusto? Perché io quando Più o sono meno venuto ho sì. visto una marea di volontari, di persone che lavoravano in cucina, che erano al banco a servire, che raccoglievano i piatti sui tavoli. Sì, sì, perché considera più che altro magari c'è qualche nonno che frigge le patatine fritte, c'è qualche nonno che si tiene i nipoti, Mm. perché comunque se il papà e la mamma sono allo stand, c'è il nonno che si porta, che si prende in carico il nipote e dopo viene la festa. E sì, saremmo, boh, non vorrei azzardare, però dietro allo stand saremmo sì, una cinquantina che lavorano fisicamente allo stand, più il resto che ci dà una mano in altri modi. Ho capito. Mentre alle Venice Marathon, in quanti è che correte? Dipende. L'anno Dunque, scorso mi l'anno pare siamo arrivati sopra i scorso, 40. sì, 14 in Ma maratona, forse 28, 29 alle 10 km. E adesso, dopo il lockdown, com'è che voi pensate di ripartire? La festa a settembre pensate di farla? Gli allenamenti avete detto che hanno ripreso, ma insomma li porterete avanti. Sì. Quale futuro vedete per avvicinarvi a una possibile Venice Marathon in ottobre? Beh, allora, occhio al nicchio, speriamo di farlo. Dipende tutto da quanta Che è l'evento di burocrazia settembre, che è l'evento di che è settembre, l'evento di giusto? settembre, Sì. sì, che dovrebbe essere 12 settembre in linea di massima, credo sia la data in cui si dovrebbe svolgere. Dunque, lì dipende da quanta burocrazia, da quanti distanziamenti e tutto. Stiamo studiando in questi giorni tutto il decreto regionale, credo. Intanto avete delle, in sovraimpressione ci sono i vostri fan che vi Sì, scrivono. il Eh, parentado che scrive. sì. E quindi decideremo a giorni, però speriamo di farla più che altro perché sì. rompe non farla, perché è una cosa a cui teniamo particolarmente. E dopo se Venezia la fanno, bene, anzi meglio. Se Venezia non la fanno, le donne di Run NC8 pensavano comunque di organizzare
nello stesso giorno di Venezia, che dovrebbe essere il 25, mi pare. Questa specie di corsa, o addirittura parlavano di fare la maratona a Monticello con T8, quindi un'altra Rooster Challenge lungo le sì, bisognerebbe farne come minimo 6-7 lungo le piste ciclabili di Monticello, quindi una cosa molto tra di noi, con i ristori, e comunque, tanto per dire, l'abbiamo fatta anche quest'anno. Io spero ci sia Venezia, sinceramente, però ci adatteremo, eventualmente la faremo anche a Monticello, e ovviamente la Fondazione Banca Occhi Veneto è invitata, perché dovete gestirci i ristori, uno alla partenza e uno a metà percorso. No, a parte gli scherzi, ci teniamo che veniate in caso non ci sia Venezia, e vedremo di organizzare, se non la spina di birra comunitaria, o magari un pranzo comunitario a fine giornata, se qualcuno sarà ancora vivo da tale esperienza. E tanto per restare insieme e continuare la collaborazione che portiamo avanti dal 2014. Esatto, 6 anni. 6 anni. 6 anni, sì. 6 anni, 6 anni anche di Venice Marathon e di festa a Occhio al Nicchio. Sì. Gaetano, se dovessi dare 3 aggettivi, se ti dovessi chiedere 3 aggettivi per definire la Folgorante, tu cosa diresti? Oddio. Ma credo unita, eterogenea e pazza. Sì. Belli, concordi, Davide? Concordo pienamente. Soprattutto sì, sul tratto della pazzia concordo, e uniti e eterogenei sicuramente, però siete anche davvero pazzi nel senso più buono del termine, insomma, quindi anche con tanta fantasia nell'organizzare le cose, credo. Bene ragazzi, allora noi vi ringraziamo per questa vostra partecipazione, ringraziamo Gaetano, ringraziamo Davide, e con loro ringraziamo tutti gli amici della Folgorante, che da 6 anni collabora con Fondazione Banca degli Occhi, e noi davvero vi siamo tantissimo grati per questa amicizia e per questa collaborazione. Riceverete la nostra maglietta, eccola qua, si vede? Sì, non perdiamoci di vista. Attenzione che non è una maglietta da corsa, ma è una maglietta post corsa, un po' da riposo, un po' così da cambiarsi e da usarla magari, ecco, seduti mentre ci si riposa e ci si rifà dalle fatiche della Venice Marathon, ma c'è un grande cuore che noi naturalmente gli dedichiamo, perché è davvero un'amicizia ricambiata, e parlo anche per tutte le mie colleghe, anche la Michela e la Maria Paola. La Maria Paola ricordiamo che è in regia, davvero anche da parte di tutto lo staff di Fondazione Banca degli Occhi un grazie sincero. Allora, cari ragazzi, che il cielo della Folgorante sia sempre più blu, un applauso grande davvero di cuore, grazie per la vostra partecipazione. Noi ci rivediamo martedì prossimo, avremo ospite la presidente nazionale AIDO Flavia Pettin, quindi puntatona anche martedì prossimo. Un bacio grande, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. E grazie di cuore.